Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Pierluigi Bersani, il leader di MDP Articolo 1, oggi in Calabria. Qui ha detto si deve fare di più e meglio, ma sarà difficile senza un cambio di passo a Roma. Poi attacca il PD di Renzi e dice dovrebbe ammettere gli errori. Prima Lamezia, poi Catanzaro, infine Reggio. Tour calabrese di Pierluigi Bersani, cofondatore di MDP. Ecco l'arrivo nella città capoluogo per inaugurare la sede di MDP che si trova negli stessi locali occupati fino a qualche giorno fa dal circolo del centro storico del PD. Ma prima Bersani si ferma a parlare con i giornalisti e a chi gli chiede un commento sull'ultima dichiarazione di Renzi che parla di maggiore sintonia con MDP, ecco cosa risponde. Non lo so questo. Bisogna vedere cosa dice sul resto, perché lui si preoccupa sempre di rivendicare quello che si è fatto e purtroppo c'è qualche milione di elettori che non sono d'accordo. Pierluigi Bersani chiede dunque un cambio di passo da parte del PD come precondizione per un'intesa elettorale e un riconoscimento degli errori che, a suo giudizio, sono stati commessi sotto la guida di Renzi. Bisogna tornare subito su alcune politiche che sono state sbagliate. Cominciare dal Job Act, andando avanti sulla scuola, sulle questioni della sanità, i super ticket, sulle questioni fiscali. Poi per la Calabria dice, qui i problemi sono gli stessi delle altre regioni d'Italia ma a dose doppie e quindi si deve fare di più, ma senza un cambio di passo a Roma è difficile, visto che molte cose dipendono proprio da Roma. Cambiando radicalmente nei programmi, nelle proposte, nelle cose che si dicono, smettendo l'arroganza del governo, cercando di dare un messaggio che sia più in sintonia con la vita comune dei cittadini. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!